Una cascata di rose rosse ricopre il feretro di Mauro Benetton, dietro la moglie Claudine e le figlie Alessia e Sofia che non lo hanno mai lasciato solo. La chiesa di Ponzano non riesce ad accogliere le tante persone arrivate a dare l'ultimo saluto a Mauro, il guerriero che ha combattuto contro la bestia, come lui chiamava la SLA. Telecamere e macchine fotografiche restano fuori su volontà della famiglia. Abbiamo perso la battaglia, non potremo più abbracciare Mauro, ma vinceremo la guerra, dice Don Matteo Volpato all'inizio della sua omelia. Continua poi ricordando l'impegno e la dedizione di Mauro verso i pazienti quando lavorava alla casa dei Gelsi prima che la malattia lo costringesse a letto. Il parroco legge alcuni brani tratti dal libro La coccinella che Benetton insieme a Francesco Dal Pozzo aveva scritto per raccontare la sua storia. Mauro parla di addormentarsi, pare prevedere già un nuovo risveglio, ma anche di una vita che è un regalo da sfruttare al massimo, dicevamo, senza tirare a campare o sopravvivere, da affrontare con gratitudine, libertà e impegno. Dalla testimonianza di Mauro, continua Don Matteo, emerge l'importanza non tanto di quanto si vive, piuttosto di come lo si fa e dell'amore che si mette nella vita. Convivo con la SLA, nonostante tutto amo la vita, e voi? Nella copertina della coccinella. Scrive d'impatto, diretto, provocatorio, per farci riflettere e mettere in discussione. Credo di poter dire allora che la malattia abbia solo raffinato e rinforzato l'amore di Mauro per la vita. L'amore di Mauro per la vita è quello che lo ha spinto a dire a più persone possibile, soprattutto ai più giovani nelle scuole, come la vita vada vissuta a prescindere da tutto, ed è quello che lui ha sempre fatto nonostante la bestia. Anche nel giorno dell'addio questo suo messaggio riecheggia nella Chiesa. Amate la vita semplicemente perché è vita.